Il calcio è fantastico finché, per fortuna, ci ha rivelato Medical Group. Va bene, buonasera a tutti. Buonasera coach, benvenuto alla conferenza stampa post partita, dovrei la parola per la sua prima analisi. L'analisi chiaramente è negativa, è stata una partita che sicuramente il secondo quarto è stato quello importante, non decisivo perché c'erano altri 2 quarti da giocare chiaramente, però è stato un secondo quarto importante dove il nostro avversario ha strappato in maniera decisiva appunto nel punteggio, nel metterci in difficoltà sicuramente dentro l'area, dove le loro percentuali erano altissime, dove per coprire qualche tiro da 3 punti di troppo abbiamo scoperto troppo dentro e loro ne hanno approfittato molto bene, sono stati molto più efficaci di noi dal punto di vista offensivo e questo ha sicuramente messo la partita su dei binari complicati dove poi il terzo quarto è stato a rovescio, è stata una partita, è stato un quarto a punteggio molto basso, nell'ultimo abbiamo provato a reagire ma insomma chiaramente il filo di gioco abbiamo fatto fatica a prenderlo se non in qualche sprazzo di partita. Mi aspettavo sicuramente di più dai miei per una serie di motivi, uno per come ci stavamo allenando durante la settimana, secondo perché le nostre motivazioni in campo devono trasparire ed essere applicate in maniera più veemente, più forte, perché per noi adesso abbiamo due partite da giocare e sono veramente 2 match point, quindi bisogna che mettiamo in campo qualcosa meglio sia nei giocatori, non dico chiave, ma insomma sia in quelli che cominciano, che hanno un po' più di responsabilità, diciamo così, degli altri, sia in chi magari ne ha meno, che però svolge funzione altrettanto importante. Quindi insomma senza stare là a dire chi e cosa, perché non ha senso, non l'ho mai fatto, però insomma bisogna che tutti quanti stringiamo i bulloni come si deve per presentarci alla prossima partita più pronti e più pronti dal punto di vista non della preparazione della partita, ma più pronti ad affrontare importanti esami come siamo chiamati a fare in questo momento. Se avete qualche domanda? Sì, coach, fate un'analisi un po' dura, però la reazione c'è stata, cioè nel senso non avete mai la sensazione di mollare, cioè alla fine... No, è vero, mollando qui contro loro che stanno giocando, perché hanno giocato sicuramente un'ottima partita, perché la premessa, mi scuso se non l'ho fatta, ma bisogna fare i complimenti insomma, Venezia ha fatto una buona partita, oggi ha meritato, cioè questo nulla toglie, poi io sono duro con me stesso, con i miei giocatori, perché appunto mi aspettavo di più, c'è stato sicuramente un po' di reazione, perché ripeto, un attimo poi, come dire, non dico mollare, però allargare clamorosamente il divario di dove da una parte riesce tutto e dall'altra parte magari abbiamo avuto anche 2 occasioni importanti che abbiamo sbagliato, tiro dall'angolo di Allen da 3 punti e la penetrazione di Bowman che è uscita dove stavamo andare a 7 punti e 6 quindi insomma si poteva anche rimetterla, questo sicuramente, la reazione la teniamo, però bisogna essere abbastanza scaltri e forti, no? C'è un detto, no? Che dice che prima di capire come uscire dai guai bisogna essere abbastanza svegli per non ficcarci dentro, e noi prima ci siamo ficcati dentro i guai, poi a uscirne è molto più complesso e quindi sicuramente un po' ci abbiamo provato, però la lucidità, la forza necessaria, la calma anche, perché no, la calma che ci vuole quando magari hai una palla in mano deve venire da prima, questo magari oggi non abbiamo fatto sufficientemente. Massoterapia,
Il potere delle mani, un benessere profondo. Prenotala da Rebellato Medical Group.